Ben ritrovati in studio ancora in diretta, parliamo di ansia e stress, disturbi dell'era moderna, li abbiamo definiti così, ne parliamo insieme al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Dottore, abbiamo detto insomma che questi disturbi sono un po' aumentati con la pandemia che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, con il lockdown. I giovani soprattutto, i più piccoli, gli adolescenti hanno forse pagato il prezzo più alto di questo lockdown e adesso c'è una fame di socializzazione davvero incredibile. Sì, non solo da parte dei più giovani, insomma, ma insomma, da un po' qualsiasi fascia d'età c'è proprio questa fame di aprirsi, di socializzare, di forse recuperare anche il tempo perso chiusi in casa. C'è un grande bisogno di relazione, ma perché essenzialmente è quello che ci mantiene vivi e ci caratterizza, no? Siamo animali di gruppo, di branco. Adesso stiamo assistendo a tutto il post-lockdown e quindi particolarmente in questo momento affiorano i malesseri o quantomeno le persone cominciano a manifestare ciò che hanno vissuto e forse trattenuto nei 2 anni precedenti. Non dobbiamo sottovalutare il bisogno di socialità, perché insomma, ricordo e cito molti esperimenti fatti negli anni '80 da vari geologi alpinisti di isolamento. Ad un certo punto si è visto che l'essere umano non riesce, ha bisogno di un confronto relazionale. Questo in parte anche la paura, tutti gli aspetti emotivi che ciascuno di noi ha passato durante quest'ultimo anno o 2 stanno emergendo sotto forma di un malessere. Chiaro che poi anche le categorie che già partivano da un livello un po' più difficoltoso, perché magari avevano già delle sofferenze in corso, quelle ancora di più stanno soffrendo e stanno cominciando a manifestare il malessere. È difficile misurare chi possa aver pagato di più. Sicuramente, come dire, i giovani hanno rinunciato ad una parte importante della loro vita, no? Perché la sperimentazione nei piccoli e negli adolescenti è mediata essenzialmente dall'esperienza diretta, quindi dalla socialità, dal gruppo, dalla partitina di calcio, dal gioco tra le bambine, tutte queste cose. Negli adulti in parte l'esperienza è fatta concretamente, in parte può essere anche teorica e su questo sicuramente c'è stata una forza in più da parte del mondo adulto, però in questo momento in effetti stiamo vedendo che gli adulti stanno cominciando a manifestare ciò che hanno accumulato e io non mi sento di dire che è meno, almeno nella realtà che stiamo vivendo noi qua in questo territorio. Vedremo un po' i dati tra 1 anno, tra 2 anni, cosa ci diranno, però ecco, c'è un affiorare di malessere molto importante e pertanto in questo momento in particolare tutti gli operatori della salute mentale nel pubblico e nel privato sono estremamente impegnati nel tentare di ricucire un po' questi strappi che sono avvenuti. Certo. Altra domanda che ci arriva da casa. Buongiorno dottore, da qualche mese non mi sento più come prima, ho numerosi episodi di tachicardia improvvisa, ho iniziato ad uscire pochissime volte e quando lo faccio mi sento una strana sensazione in testa, come una sensazione di irrealtà. Potrebbe essere soltanto ansia? Mi verrebbe da dire assolutamente sì, poi non so quanti anni possa avere questa persona, mi pare di capire che è un maschio. Sì, però potrebbe ecco, essere, sì. Non so, nel dubbio magari una visita eventualmente dal cardiologo, però il resto l'altro sintomo, no, il senso di realtà che si chiama un effetto di depersonalizzazione è tipico dell'ansia, quindi evidentemente sono comunque manifestazioni ansiose. A volte anche le extrasistole, che per dire verifica e trova il cardiologo, possono essere dovute ad aspetti emotivi, quindi sicuramente un accorgimento è quello di provare a comprendere che cosa lo può aver messo in ansia, ma direi che assolutamente c'è un aspetto ansioso
o perlomeno anche un aspetto ansioso. E ancora, sempre da casa, sono un papà un po' preoccupato. Mio figlio di 17 anni non esce mai, oltre alla scuola non ha amici e non coltiva passioni. È molto introverso e soffro nel vederlo sempre solitario. Come posso aiutarlo? Qua c'è insomma proprio una difficoltà nel genitore che sta dall'altra parte nel dare una mano insomma al figlio. Cosa possiamo rispondere? Allora, bisogna sempre vedere quale storia ha condotto questo figlio alla conclusione di rimanere isolato. Cioè dobbiamo tentare come genitori, ma anche come professionisti, di vedere che cosa sta compiendo la persona in termini di scelta. Lui sta scegliendo di isolarsi perché evidentemente in tutto l'insieme del non isolarsi c'è qualcosa che lui teme, quindi probabilmente c'è una paura di fondo. Dobbiamo capire perché sta facendo tutto questo e ancora prima se lui ne ha coscienza, consapevolezza. Quindi io inviterei questo papà intanto ad aprire un pochino di dialogo con questo figlio e chiedergli: ma perché secondo te stai facendo così? Che cosa stai tentando di evitare? O che cosa c'è che ti fa pensare che sia meglio fare così piuttosto che socializzare, aprirti, fare delle cose? E quindi da lì poi sviluppare eventualmente un percorso di aiuto, oppure vedere se ci sono come dire, degli ambiti che i genitori stessi possono in qualche modo modificare e agevolare questo. Però insomma diamo sempre per scontato che c'è il bisogno della socialità e quindi il contrario, l'isolamento, non è un buon segno. So, dottore, che lei riceve anche molti pazienti dall'estero, quindi il suo punto di vista è un punto di vista privilegiato, potremmo dire così, perché ha la possibilità di avere un punto di osservazione molto ampio. Che cosa emerge appunto appunto da questo suo punto di vista? Com'è la situazione anche negli altri paesi? Allora, potremmo dire questo: tendenzialmente i disturbi d'ansia e di stress sono vissuti un po' da tutti i paesi. Se noi guardiamo le statistiche, appunto, negli Stati Uniti ci dicono che è il 50% della popolazione. Se noi guardiamo i nostri stati più vicini, non so, citiamo Francia, Germania, ad esempio la spesa sanitaria per i disturbi di salute mentale sono il doppio rispetto all'Italia, quindi questo ci fa pensare come noi italiani in fondo siamo latini, magari manifestiamo in un certo modo le nostre emozioni, ma in fondo ce la caviamo anche benino. Insomma, siamo uno dei popoli più longevi e più sani del mondo, quindi questo vorrà dire anche qualcosa. All'estero tendenzialmente i disturbi, almeno d'ansia, sono diffusi e come dire, sono vissuti anche in una modalità un po' meno strana, no? In Italia in parte, o almeno in questa realtà del nord Italia, in parte sono vissuti ancora con un pochino di pudore, non tanto. All'estero sono molto più sdoganati e quindi se ne parla molto di più. Però ecco, c'è una consistente fetta di popolazione, anche in Inghilterra citiamo, e poi insomma l'Est Europa a modo suo, che manifestano molto disagio. Tutto sommato direi che in Italia siamo ancora privilegiati perché abbiamo tante possibilità sia di cura ma anche di cercare un nostro benessere che in altri posti non è sempre possibile allo stesso modo. Un'ultima cosa, perché siamo quasi in chiusura: io so anche che lei è vice rettore dell'Accademia Internazionale Costantiniana. Anche in questo caso vorrei che ci spiegasse un po' meglio, ecco, di che cosa si tratta e insomma il suo punto di vista è sempre un punto di vista molto ampio che insomma permette davvero di inquadrare la situazione, appunto, anche con diversi esempi, anche con diversi professionisti di altre specialità, è così?
Certo, allora l'Accademia Internazionale Costantinana, diciamo che se si può dire un fiore all'occhiello, fanno parte di questa accademia moltissimi professionisti di alto livello e abbiamo l'opportunità di creare proprio delle task force su diversi argomenti. Ad esempio un paio d'anni fa abbiamo fatto anche una conferenza in Senato parlando appunto dell'elettromagnetismo e di altre questioni correlate. Sicuramente c'è un confronto tra professionisti di diversa area, e quando dico diversa area intendo non solo della sanità ma anche fisici, ingegneri, cioè di molte altre aree della scienza, in cui riusciamo a mettere insieme vari pezzi e a creare insomma delle conferenze con lo scopo essenzialmente di divulgare il sapere e di portare come dire, un po' di scienza dove riusciamo, dove possiamo, ma è anche molto utile a noi come arricchimento, perché insomma poter parlare, confrontarsi, verificare alcuni dati da diversi punti di vista, beh, insomma, non capita tutti i giorni ed è una bella opportunità. Certo, più ampio è il punto d'osservazione e forse più riusciamo a capire e comprendere. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, di essere stato con noi in diretta. Grazie dottore. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie anche a voi di averci seguito da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.